Un benvenuto a tutti gli amici di matoscacco.com, ben ritrovati in questa nuova video lezione. Oggi vediamo quali sono le aperture scacchistiche più aggressive. Ci tengo a precisare che la maggior parte di queste aperture ad alti livelli non viene utilizzata perché è facile trovarsi sotto di materiale, ci saranno diversi sacrifici, a volte di pedone, altre volte proprio di pezzi e se il nostro avversario gioca bene, riesce a mantenere la posizione, ovviamente si ritroverà con un finale avvantaggiato in termini proprio di quantità e di qualità dei pezzi. Tuttavia però è possibile giocare queste aperture nel gioco veloce, vedremo e commenteremo assieme anche una partita giocata fra due maestri in cui verrà utilizzata una di queste aperture. Ma bado alle ciance, partiamo subito. Allora, uno dei primi gambetti che si insegna è il gambetto danese. È un gambetto molto forte, lo si può giocare dopo E4, E5, D4, il nero accetta il materiale, C3, a questo punto se il nero cattura il pedone dici ok, sviluppo il cavallo e guadagno un tempo, ma non è ancora finita perché ora il bianco gioca alfiere C4 mettendo l'alfiere in una posizione molto attiva e ora se il pedone continua ad accettare, quindi per ora siamo a 3 pedoni, ma tanto adesso uno viene ripreso, quindi essenzialmente 2 pedoni sacrificati dal bianco per ottenere questa struttura. Se ci facciamo caso il nero praticamente è fermo, l'unica cosa che ha mosso è questo pedone che ora non c'è più, mentre il bianco è attivissimo, alla donna, liberissima, ha i due alfieri già proiettati contro l'arrocco corto del nero e qui viene veramente difficile trovare delle soluzioni per difendersi se non ridando un pochettino di materiale, anche perché ci sono diverse continuazioni. Teniamo conto che ci sono anche azioni come questa da parte del bianco che vanno su questo punto, quindi ci sono tante possibilità e ovviamente il bianco poi facilmente riuscirà ad arroccare e a portare le torri in gioco. Qui il gioco del nero sta nel cercare di mantenere intatta la propria posizione ed arrivare in un finale avendo più pezzi. Vediamo un altro gambetto, anch'esso aggressivo, e si tratta del gambetto Cochrane. Meno conosciuto rispetto a quello che abbiamo visto prima, ma è un gambetto particolarmente aggressivo. Le mosse che lo caratterizzano sono queste: E4, sempre E5, cavallo F3, cavallo F6, difesa russa, e a questo punto ci sono tante continuazioni. Quella di accettare l'invito del nero può portare a queste conseguenze. Cavallo per F7, ora il bianco ha 2 pedoni per un cavallo, in più il nero ha perso l'arrocco. Analizzeremo dopo questa partita per vedere come può continuare. È facile intuire che qui il bianco ha tanta attività. Qui abbiamo un pezzo, un re che probabilmente andrà al centro, in più ci possono essere scacchi di alfiere in C4, ci potranno essere spinte come F4, arrocco, e insomma il bianco ha sicuramente tanta attività. E questo è anche un gambetto che consiglio di utilizzare nel gioco veloce per sorprendere, per provare a sorprendere il proprio avversario. Poi se l'avversario ovviamente sa come difendersi, c'è ben poco da difendere. Andiamo all'altro gambetto, il gambetto di re. Penso che sia il più famoso fra tutti quelli di questa lista, E4, E5, F4. Sebbene questa è una mossa che io non ho mai utilizzato, non ho mai giocato, questa apertura mi ha sempre affascinato. Mi sono sempre chiesto perché il bianco deve esporsi così tanto in questo fianco così debole. E in realtà questa è un'apertura molto, molto forte e molto aggressiva. Quasi sempre il nero qui accetta, anche se mi ricordo
e giocando in un circolo un candidato maestro mi disse che per lui la risposta più forte al gambetto di re è di giocare alfiere C5. L'ho analizzata diverse volte e devo dire che non è male. Più che altro è una risposta un po' inaspettata. Quella classica è pedone per F4, ci sono tante continuazioni, per esempio cavallo F3, G5 per cercare di mantenere il pedone di vantaggio, alfiere C4 creando già delle minacce su F7, G4, attenzione, ora ovviamente si può per esempio giocare cavallo qui o ci sono altre mosse, ma quella variante più aggressiva è quella di arroccare. Arroccando si regala essenzialmente il cavallo in cambio di una grandissima attività. Beh, è inutile dirti la grande attività che ha il bianco, ci sono tantissime giocate, può portare facilmente l'altro alfiere in gioco, si possono creare minacce e minacce ovviamente di batteria di torre e donna. È veramente difficile ora cercare di creare delle difese perché il bianco ha veramente tanta attività. Vediamo un altro attacco interessante, un altro gambetto, si chiama gambetto Halloween. Interessante, dolcetto o scherzetto? Qui si chiede se quel pedone è avvelenato o si può prendere. Beh, tutte queste risposte, come vedi, si possono dare solo se in apertura c'è E4 e 5. Cavallo F3, cavallo C6, potrebbe sembrare una partita spagnola normalissima, invece qui può sembrare addirittura un gioco piano. Cavallo C3, cavallo F6, variante dei 4 cavalli, va che bello. E invece no. Cavallo per E5. Sembrava appunto una partita tranquilla, ma questo sconvolge un po' tutto. Beh, cavallo per cavallo. E attenzione, ora il bianco scatena i suoi pedoni. D4, ritirata di cavallo in C6, si spinge, cavallo ritorna nella sua posizione, F4 per cercare di scacciare il cavallo, cavallo G6 e 5. E questa è una bella cosa, ora questo cavallo non può andare né qui, né qui, né qui, né qui ed è costretto a ritornare indietro. Ora sicuramente il bianco ha avuto il centro. Attenzione che quando si spinge così il centro avanti è possibile perderlo, quindi anche qui se il nero gioca bene può riuscire a smantellare questo bianco, anche se a vederlo fa molto paura. Analizziamo invece adesso l'ultimo gambetto di questa video lezione, che è il gambetto Evans. Questo è un pochettino più famoso, un po' più tranquillo, meno rischioso e azzardato degli altri. Cavallo F3, cavallo C6, alfiere C4 e una delle classiche risposte dopo questa mossa è alfiere C5. Ovviamente questo alfiere impedisce questa spinta che farebbe tanto comodo al bianco. Di conseguenza o si fanno preparazioni di questo tipo oppure B4. Qui il ragionamento sta nel togliere l'alfiere da questa diagonale e andare così in vantaggio in un tempo. C3, alfiere A5. Attenzione che ora questa spinta in realtà non si potrebbe fare perché c'è l'inchiodatura, però si fa lo stesso. E per D4 arrocco, pedone per C3 e ora donna in B3. Hai visto? Abbiamo 3 pedoni persi del bianco, sicuramente uno adesso verrà recuperato, ma anche qui c'è una grande attività, abbiamo già arroccato mentre il nero è tutto in fase di sviluppo, quindi sono aperture che sacrificano alcuni pedoni, appunto i cosiddetti gambetti, per dare un pochettino più
di vivacità e uno sviluppo più veloce del proprio schieramento. Adesso invece volevo analizzare con te questa partita svolta fra due maestri. Il bianco, non dico i nomi perché sono impronunciabili, ma ti dico solo il loro punteggio elo. Il bianco 2232 e il nero 2323. Quindi un pochettino sulla carta più forte il nero. Vediamola. Abbiamo uno dei gambetti utilizzati prima. E4, E5, cavallo F3, cavallo F6, cavallo per E5, D6, cavallo per F7, Re per F7. Gambetto Cochrane. Adesso il bianco, anziché fare mosse assurde, tranquillamente inizia il suo sviluppo. Cavallo C3, C5, forse non la mossa più forte di tutte, alfiere per C4, scacco, alfiere D6, cambio, e ora guardate un po', il re è ancora più al centro. A questo punto D4, C per D4, donna per D4, cavallo C6 andando a minacciare la donna sicuramente deve spostarsi, peccato che non possa andare in D5, ma donna C4 scacco. Il re si ritira in D7 e attenzione che ora c'è questo giochino sul quale il bianco giocherà tantissimo. Alfiere F4, si punta tutto su questo pedone e su questa colonna, perché non solo c'è il re, ma dietro c'è anche la donna. Torre C8 cercando di creare un attacco a raggi X, arrocco lungo, come vedi il bianco ancora insiste su questa colonna. La donna si sposta, donna in E8. L'altra torre va a prendere l'altra colonna che probabilmente si aprirà presto, in più c'è sempre questo pedone, si possono giocare sulle varie inchiodature. Donna E6, il nero propone il cambio delle donne, anche perché con le donne fuori gioco il gioco si fa un attimino più lento e meno aggressivo. La donna si sposta in A4 creando un'inchiodatura e anche possibili poi attacchi futuri su A7, quindi entrando in settima traversa. Cavallo in E8 per andare un pochettino a supportare quel pedone. E5, qui si gioca sull'inchiodatura. G5 cercando di togliere l'alfiere da quella diagonale e qui sicuramente è una mossa forte del bianco. Cavallo in E4. La donna si sposta, donna in F5, ritirata di alfiere che rimane comunque su quella diagonale, il nero cerca di intrappolare l'alfiere ma in realtà ci interessa ben poco. Donna B5. Attenzione, anche qui possono esserci future mosse perché qui c'è una donna sospesa e il bianco può giocare su eventuali futuri scacchi e far perdere la donna. Quindi siamo arrivati in donna B5, ovviamente donna B5 va anche a minacciare il punto B7. Il re previdente va in D8, cavallo C5 ancora si va a giocare su questa inchiodatura, B6 cercando di togliere il pedone dalla presa e andare a minacciare il cavallo, cavallo in B7 scacco, il re si sposta in E7, pedone per D6 doppio scacco, re in F6, cambio di donne, ovviamente mossa forzata, e D7 doppio di pedone, torre in A8, promozione a donna, torre per e torre per. Qui la partita è continuata, ma io direi che è inutile continuare perché il vantaggio del bianco è veramente decisivo.